Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione del Veneto con Focus TG. Sono le 12 in punto di martedì 6 settembre, anche oggi in diretta fino alle 13:30 per portare a casa vostra le notizie, gli aggiornamenti sui fatti di cronaca, i nostri approfondimenti, le nostre rubriche dedicate all'economia, al mondo del lavoro, alla sanità, allo spettacolo e allo sport. Tutto questo in un'ora e mezza, come ben sapete, visto che siete numerosissimi ogni giorno a seguirci. Tutto questo, dicevo, in un'ora e mezza ricca di contenuti, di tanti servizi e tanti collegamenti dal territorio. Come d'abitudine noi apriamo il Focus TG con un primo blocco di notizie di cronaca. Ebbene, proprio una notizia arrivata poco fa ci impone di aprire il nostro giornale dandovene notizia. È una notizia di un operaio morto folgorato poco fa, mentre eseguiva dei lavori sopra un silos all'interno di un'azienda agricola che funge anche da maneggio a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Il drammatico episodio, l'ennesimo episodio di morte sul posto di lavoro, di morte bianca come vengono definiti questi casi di cronaca, si è verificato davvero pochi minuti fa, quindi nel corso del nostro giornale vi daremo tutti gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti qualora arrivassero altre notizie, altre specifiche. Lo ripetiamo, un operaio morto folgorato poco fa mentre eseguiva dei lavori sopra un silos all'interno di un'azienda a Montecchio Maggiore. Continuiamo con la cronaca e purtroppo continuiamo con cronaca nera, perché ancora sangue lungo le strade del Padovano, a perdere la vita un papà di 38 anni che in sella alla sua moto si è schiantato contro un trattore. Non sono ancora stati fissati i funerali di Mariano Industria, il papà di 38 anni morto in sella alla sua moto in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada provinciale Contarina, Piazzola sul Brenta. Il 38enne, originario di Napoli, si era trasferito tanti anni fa con la famiglia nell'Alta Padovana. Fino al 2020 aveva vissuto a Carmignano di Brenta e poi si era trasferito con la moglie e i figli nel vicino comune di San Pietro in Gu. Da appassionato delle due ruote, 6 mesi fa aveva realizzato il sogno di acquistare una moto, una Yamaha 600. Sabato pomeriggio, all'altezza dell'incrocio tra via Marconi e via Vaccarino, si è scontrato con un trattore. Secondo una prima ricostruzione sembra che il motociclista stesse tentando una manovra di sorpasso proprio mentre il trattore stava invece effettuando una svolta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'impatto violento è stato fatale e a nulla sono valsi i soccorsi tempestivi. Mariano Industria, di professione posatore, lascia la moglie e 4 figli e 2 intere comunità, quella di San Pietro in Gu e Carmignano di Brenta, nel dolore. Ancora una vita spezzata, questa volta lungo le strade del Veneziano. La vittima è Riccardo, 19enne, ieri sul luogo della tragedia, rose bianche in suo ricordo. Sulla Nolese Sud nessuna traccia di frenata o altro segno, e il mazzo di rose bianche lasciate oggi sul campo dove si è consumata la tragedia a testimoniare dove Riccardo Gallo, 19 anni, compiuti a luglio, ha perso la vita domenica scorsa all'alba a bordo dell'auto guidata dalla neopatentata fidanzata con altri 3 amici, tutti di Veternigo di Santa Maria di Sala. Stavano rientrando dalla serata in discoteca da Noale quando, per causa del vaglio degli inquirenti, l'auto è uscita fuori strada carambolando su se stessa e finendo proprio lungo il campo a bordo carreggiata. Un impatto tremendo, con Riccardo, sembra fosse senza cintura, sbalzato letteralmente fuori dall'abitacolo. Il ragazzo era molto conosciuto tra la comunità salese anche per l'attività di barbiere del padre. Sono stata a portare le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia e anche mie personali, essendo
una famiglia che conosco da tantissimi anni. Tra i primi ad allarmarsi perché non vedeva rientrare il nipote, la bisnonna di 102 anni, con il padre del ragazzo, Mirko, subito sul luogo dell'incidente, ha tentato più volte di rianimare il figlio, ma le ferite riportate da Riccardo erano troppo gravi e l'urto con il terreno non gli ha lasciato scampo. Il 19enne non respirava più da diversi minuti. Il dolore quando si entra in una famiglia che ha perso da poche ore un figlio così giovane, entri nel dolore della famiglia e ne resti sconvolta, e oggi mi sento veramente così. Ora l'auto è sotto sequestro, sottoposta all'alcol test e alla fidanzata, feriti ma non in modo grave 2 dei 3 ragazzi passeggeri, con il terzo grave ma non in pericolo di vita. E dalla sicurezza stradale adesso parliamo di sicurezza in città, parliamo di microcriminalità, di baby gang. Ci spostiamo a Treviso, dove il sindaco Mario Conte è stato convocato in prefettura proprio per cercare di capire le origini di questo problema, come gestirlo e come affrontarlo. L'invito è quello ai genitori di raggiungere il centro, di girare per il centro della città e vedere cosa combinano i loro figli. Buongiorno. Puntuale alle 10:30 la delegazione del comune di Treviso, con in testa il sindaco Mario Conte, seguito dall'assessore sociale Gloria Tessarollo e il comandante della polizia locale Andrea Gallo, sono saliti dal prefetto che li aveva convocati nei giorni scorsi. Tema principale i parcheggi sotterranei della Piani, che stanno diventando sempre più dormitorio per stranieri, a cui si è aggiunto già dall'altra sera quello delle bande giovanili che si danno appuntamento il sabato pomeriggio in centro per risse da filmare e poi postare sui social network come prova di forza oltre che di violenza. Situazione che il prefetto pare abbia toccato con mano, come ci ha raccontato il sindaco al termine dell'incontro durato oltre un'ora. Il prefetto, che ha assistito anche lui alle scene, ha manifestato la volontà di gestire al meglio questo fenomeno. Va fatto certamente con le forze dell'ordine, va fatto attraverso i servizi sociali e progetti alla famiglia, tant'è che qui con me oggi c'era l'assessore Gloria Tessarollo. Però va trovata una soluzione da comunità, cioè quindi dobbiamo pensare che quei figli potrebbero essere i nostri figli e consideriamoli figli di tutti, nel senso che quando vediamo che assumono dei comportamenti che sono palesemente sbagliati dobbiamo intervenire per riportarli nella retta via. È una questione di rispetto nei confronti della città, della comunità e delle altre persone. Per questo il sindaco chiama in causa già per sabato prossimo i genitori. I numeri sono preoccupanti perché si parla di centinaia di ragazzi. La cosa che continuo a non capire è l'indifferenza di troppi genitori. L'appello che io continuo a fare ai genitori è quello di porsi la domanda se tra quei ragazzi al sabato pomeriggio c'è anche il proprio di figlio. E se c'è il sospetto, passare per il centro e recuperarlo prima che intervengano le forze dell'ordine. Quando intervengono le istituzioni poi cominciano anche i problemi per le famiglie, quindi l'obiettivo è quello di contenere queste situazioni, di salvaguardare questi ragazzi e di spiegare ai genitori che devono prestare più attenzione e dialogare di più con i loro figli. Fissato quasi sicuramente per mercoledì mattina un altro vertice allargato alle altre forze dell'ordine, con un provvedimento peraltro già concordato oggi. Noi adegueremo il servizio d'ordine a quelle che sono le esigenze, con la speranza che sabato prossimo insieme a questi ragazzini ci siano anche i loro genitori e che aiutino le forze dell'ordine a educare i propri figli. E a proposito di comportamenti sopra le righe da parte di alcuni giovani, tra poco vedremo un servizio che riguarda il comune di Rosà, dove appunto tanti giovanissimi decidono di mettere a repentaglio la propria sicurezza, la propria incolumità, percorrendo il cosiddetto sentiero della morte. Ma è una notizia, un servizio che vedremo tra poco. Noi adesso però continuiamo a parlare di sicurezza. Ci spostiamo a Padova, dove sono stati effettuati importanti controlli antidroga. Ebbene, la squadra mobile ha scoperto un mini laboratorio di droga e ha arrestato 2 baby spacciatori.
Avevano allestito un piccolo laboratorio per confezionare droga all'interno di un appartamento in via Palestro a Padova. 2 giovanissimi tunisini di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo che gli agenti hanno ritrovato in casa oltre 2 etti tra cocaina e hashish. Il quartiere Palestro da tempo è monitorato dalle forze dell'ordine per la presenza di giovanissimi spacciatori. Domenica gli agenti della squadra mobile in Borghese hanno notato un giovane straniero già noto per fatti legati alla droga a girarsi in monopattino senza meta. Alla vista dei poliziotti il minorenne si è dato alla fuga abbandonando il mezzo e rifugiandosi all'interno dell'appartamento. Gli agenti sono riusciti ad entrare nell'abitazione trovando anche un 16enne tunisino intento a confezionare la droga già ben preparata sul tavolo del salotto. Oltre 50 le dosi di cocaina recuperate e sequestrate, un'altra trentina di grammi invece erano contenuti in un piatto ancora da frazionare e distribuire nelle singole confezioni di cellophane. Sequestrati anche 2 panetti di hashish e della marijuana oltre a 315 euro provento dello spaccio. I minorenni sono stati arrestati e portati nel centro di prima accoglienza per minori di Treviso. I poliziotti della squadra mobile stanno anche controllando la posizione del padovano, proprietario dell'appartamento, per capire come facessero i 2 minorenni tunisini ad avere libero accesso alla casa, tanto da allestire il piccolo laboratorio. Abbiamo tanto di cui parlare, tanto da vedere insieme dopo la pubblicità, perché insomma oltre alla cronaca, come vi dicevo, dobbiamo parlare del terremoto politico che ha colpito Bassano del Grappa con le dimissioni del vice sindaco Roberto Marin. Oltretutto è in corso proprio in questi minuti un'importante conferenza stampa. Noi abbiamo sul posto il nostro collega Mirko Cavallin per eventuali aggiornamenti in diretta, e poi dobbiamo parlare del caro bollette, con la protesta dei commercianti, con i ristoratori pronti a servire piatti freddi. Insomma, tanta cronaca, tanti approfondimenti. Fra poco restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, manca una manciata di secondi alle 12:15. Noi continuiamo con la cronaca e torniamo nella Marca per parlare di furti ai danni degli anziani. Era questa la specializzazione, insomma la specialità della casa di una banda di sinti sgominata dalla squadra mobile di Treviso. Vediamo. Si fingevano finti tecnici del gas, ma anche sedicenti carabinieri e poliziotti lo facevano per introdursi con maggiore facilità nelle case degli anziani di cui carpivano la fiducia. Tra i casi riscontrati nella Marca come vittime 2 donne di 93 anni e una terza di 87, a cui hanno sottratto contanti e gioielli, spesso i ricordi di una vita. Una vera e propria specializzazione, quella di una banda composta da 4 uomini tra i 28 e i 35 anni, residenti in Piemonte e di etnia Sinti, finalmente sgominata dagli agenti della squadra mobile di Treviso guidati da Immacolata Benvenuto. Le indagini però non sono state facili. I delinquenti spesso colpivano con cappellini e mascherine anti-Covid. La banda circa un anno fa si era portata in Veneto stazionando in un'area camper di Mestre, da cui partivano per le loro scorribande verso la Marca. In un caso da un'abitazione di Treviso avevano asportato decine di migliaia di euro, colpo festeggiato si è scoperto poi con il noleggio di una lussuosa imbarcazione nella laguna di Venezia. Un party sbracato e arrogante che nel corso delle indagini è diventato un passo falso. Una volta risaliti alla società di noleggio, infatti, sono state acquisite delle immagini che li ritraevano a volto scoperto. Una vita da VIP che facevano anche nei loro costosissimi camper di ultima generazione. Da qui il blitz della polizia in Piemonte, dove risiedono per un po', non dovrebbero nuocere a nessuno. E a proposito di furti a Marghera e Mestre, insomma c'è un fenomeno in crescita, è un fenomeno curioso e preoccupante al tempo stesso, quello del furto delle marmite catalitiche delle auto. Ecco come si è ritrovata l'auto una signora di Marghera, senza il catalizzatore di scarico, rubatole da ignoti. Se n'è accorta dopo aver lasciato la vettura in sosta, quando, al termine della giornata lavorativa, una volta messa in moto, l'auto roboava come quella da rally. Ne sono successi parecchi, solo tra i miei clienti ne avrò fatti 5-6. Qui a Marghera, al Vega, come nei parcheggi dei centri commerciali, racconta uno dei meccanici della zona, nel corso di quest'estate 2022 si è assistito a un vero e proprio boom di furti di marmitte catalitiche. In pieno giorno, probabilmente aspettano che ci sia poca gente e vanno sotto con la mola a disco di quelle a batteria, 2 secondi e fanno il lavoro.
Ma perché prendere il catalizzatore di un'auto, diciamo, datata? Non si sa di preciso se viene adoperato per riutilizzarlo in altre macchine o perché dentro all'interno c'è del titanio. Dal furto seguono poi due strade, quella in cui il titanio con gli altri materiali preziosi presenti nel catalizzatore, tra cui platino e rodio, viene estratto e poi rivenduto, o la più semplice in cui nel mercato nero del commercio viene rivenduto il pezzo intero in quanto raro. Certo costo anche più che altro. Ed ecco l'oggetto a portata di ladro che gli permette di guadagnare cifre esorbitanti, la mola a disco a batteria. Tagliano i due tubi e fine, portano via il pezzo. 2 minuti il tempo del furto, decine le denunce a carico di ignoti nel commissariato, diverse centinaia di euro il conto a carico dei malcapitati automobilisti. Il pezzo di ricambio si trova o non si trova? Ho telefonato, adesso stiamo a vedere, mi danno informazioni perché il nuovo si trova ma avrà una cifra da capogiro. 33 persone arrestate per associazione a delinquere, sequestrati oltre 6 milioni e mezzo di euro, un traffico di affari illeciti per oltre 20 milioni di euro potenziali. Vediamo. Arrestate oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca 'ndranghetistica calabrese grazie ad una maxi operazione antimafia coordinata dai militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Tra i malviventi, 2, entrambi 55enni calabresi, sono residenti a Castelfranco e a Occhiobello in provincia di Rovigo. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Brescia ha disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 6,5 milioni di euro. Al momento sono in corso decine di perquisizioni in 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria. La complessa attività di indagine è partita dal territorio bergamasco e ha visto il coinvolgimento della Guardia di Finanza per gli accertamenti di natura economico-finanziaria, da cui ne è emerso un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro, realizzato grazie a 7 società cartiere, e cioè intestate a prestanome o a imprenditori compiacenti e con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria. Importante anche il ruolo di professionisti contabili per la realizzazione di questo volume d'affari, i quali attraverso la propria opera di consulenza sono indiziati di aver ideato modelli seriali di evasione fiscale a beneficio delle suddette società. Le attività investigative svolte grazie al monitoraggio costante degli spostamenti e degli incontri dei diversi soggetti coinvolti hanno permesso di far emergere anche attività usurarie denunciate da alcuni imprenditori in difficoltà. E adesso, come vi avevo anticipato, chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca, apriamo quella della politica legata all'attualità, perché insomma ieri è scoppiato un vero e proprio terremoto politico a Bassano del Grappa con le dimissioni da vice sindaco e assessore al bilancio di Roberto Marin. Ecco, non si tratta del primo addio illustre, diciamo, all'interno della giunta di Elena Pavan, una situazione che rischia veramente di diventare insanabile, di aprire una crepa profonda fra la politica cittadina, fra il governo cittadino, le esigenze della città e quella dei residenti. Riassumiamo tutto e scopriamo insieme, cerchiamo di capire le motivazioni di queste dimissioni nel prossimo servizio. Dopo 20 anni di impegno politico, 10 da consigliere comunale di minoranza e 3 da vice sindaco e assessore al bilancio, Roberto Marin ha lasciato il suo ruolo nella giunta guidata da Elena Pavan. L'amici è stata la sua presa di posizione a fine maggio sui gravi problemi nell'ULSS 7 Pedemontana, quando Marin chiese alla sindaca di affrontare e risolvere la disorganizzazione dell'azienda sanitaria. È venuta a mancare la serenità per poter sviluppare qualsiasi progetto. I rapporti col sindaco Elena Pavan si sono acuiti dopo il comunicato stampa fatto dalla Rivista Civica in merito alla situazione della sanità bassanese, tanto che sono stato accusato dal sindaco che fosse un'operazione pensata dal sottoscritto in sua assenza mentre era in ferie, quanto invece non sapevo che era in ferie e non mi ha anche rilasciato la delega d'ufficio necessaria.
Non c'erano però solo i gravi problemi dell'ULSS a preoccupare Marin. Ritengo anche che su tanti progetti strategici come il Piano Mar rispetto al Polo Museale Santa Chiara, come all'Astra e a tante altre cose, al di là della strategia e dell'importanza delle opere, ci sono attinenze importanti dal punto di vista finanziario e essendo assessore al bilancio era una delle deleghe date dal sindaco, ritengo fosse stato più importante anche farmi partecipe rispetto a questi progetti. Da tempo l'ex vice sindaco cercava di incalzare i colleghi di giunta e la sindaca Pavan. Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma avevo avuto già modo di esprimere le mie difficoltà oggettive al sindaco e alla giunta già a fine del 2020, poi nel corso del 2021. Secondo Marin, in giunta è mancato il senso di squadra. Ha prevalso l'autorità rispetto alla volontà di costruire un gruppo con l'autorevolezza necessaria. Divergenze su metodo e priorità, ma soprattutto mancanza di fiducia. Non è venuta a mancare da parte mia, ma da parte del sindaco, anche perché un po' alla volta ho visto questa progressiva politica di mettermi da una parte, di estraniarmi rispetto a tanti progetti. E adesso torna a fare il suo lavoro? Adesso torno a fare il mio lavoro, spero di riconquistare la serenità personale. Sono a disposizione della città di Bassano del Grappa, che ha bisogno e che sa tanto dare e che in qualche maniera mi entusiasma nel poter dare una mano. E come vi abbiamo detto in apertura, è in corso proprio in questi minuti un'importante conferenza stampa a Bassano del Grappa su questa emergenza politica. Ve ne daremo conto nel corso di questa edizione di Focus TG, ma intanto la sindaca Pavan parla alla stampa, parlerà anche tramite dichiarazioni e comunicati alla città. Intanto noi abbiamo raccolto il punto di vista, l'opinione dell'assessore Andrea Viero. Il fulmine è stato proprio al ciel sereno, nel senso che è vero che magari ci sono ogni tanto delle difficoltà eccetera, ma fa parte della democrazia e chiaramente queste dimissioni ovviamente ci lasciano abbastanza perplessi. Sanità, Ponte Vecchio, Piano Mar, Polo Santa Chiara, Casa di Riposo Villa Serena, Teatro Astra. Sono tanti punti di divergenza evidenziati dall'ex vice sindaco. Credo che per certi aspetti sia anche quasi irrispettoso rispetto a tutto il lavoro fatto comunque da questa giunta e da questa maggioranza, che è vero dialoga spesso, deve trovare soluzioni ai problemi della città. Questo comunicato che spariglia un po' tutto, sembra quasi uscirne il bravo maestrino, l'ex vice sindaco e gli altri che non abbiano fatto il loro lavoro, quando in realtà invece siamo tutti in trincea, lavoriamo per il bene della città, maggioranza e anche ovviamente minoranza. Viero sostiene di essersi sempre trovato bene a lavorare con Marin, ma non gli risparmia una critica. Spiace per questo epilogo, tra l'altro un epilogo che arriva in un momento per la città e per i cittadini molto difficile. Ci sono i rincari energetici, ci sono queste problematiche proprio inerenti anche alla crisi politica nazionale, e credo che abbandonare la barca in questo momento sia qualcosa che non gli rende sicuramente giustizia. In 3 anni la giunta Pavan ha perso già 3 assessori. Prima di Marin si era dimessa Stefania Amodeo nel luglio 2020, mentre pochi mesi dopo erano state revocate le deleghe a Tamara Bizzotto. E succede che a volte il rodaggio della squadra va fatto anche nel corso del tempo ed è normale che ci siano anche degli avvicinamenti dopo 3 anni. In questo caso è stata una fuoriuscita spontanea che, ripeto, per certi aspetti spiace, ma rispetto a quelli che sono i contenuti del comunicato non mi trovo assolutamente d'accordo. In serata il vertice di maggioranza farà chiarezza sul presente e sul futuro, ma Viero rassicura. L'intenzione è quella di andare avanti, ci sono troppe progettualità traghettate dopo 3 anni e mezzo che aspettano di essere approvate in Consiglio Comunale, ci sono troppe partite in piedi per lasciare la barca adesso, si tira dritto e si arriva avanti fino al 2024. E sull'uscita da tempo meditata da parte di Marin cresce anche un sospetto. Non vorrei che questa fosse l'inizio di una campagna elettorale dove ci si smarca da un centrodestra molto probabilmente per guardare verso sinistra. Noi adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo ancora con la politica cittadina di Bassano del Grappa, ma poi dobbiamo parlare ampiamente del rincaro dei costi, delle iniziative di commercianti, famiglie e amministrazioni locali per far fronte all'emergenza bollette alle stelle, insomma tanto di cui parlare, tanto da prendere spunto insieme dopo la pubblicità.
Ben ritrovati in diretta a Focus TG, noi restiamo come vi avevo promesso a Bassano del Grappa per parlare di un ascensore particolare. Da Prato Santa Caterina a Viale dei Martiri, andata e ritorno, o meglio salita e discesa, cosa ne pensano i bassanesi e i turisti della nuova possibile monorotaia. La monorotaia sta per diventare realtà. La salita da Prato Santa Caterina fino a Viale dei Martiri non sarà più faticosa come adesso e abbiamo sentito cosa ne pensano i cittadini. Bene, allora, molto bene, no? Anche per chi ha bambini o anche chi è disabile, ha problemi, è una buona soluzione. Quindi adesso come fa? Salita tutto praticamente sì, ma metto giù il passeggino e dopo lo chiudo e torno su. È perché lei è anche grandina, se no non si potrebbe neanche fare se fosse piccola. Quando che la vedo fatta, che credo. Sarebbe una buona soluzione? Cosa ne pensa? Probabilmente sì, non so, bisogna vederla. Attualmente sì, questi scalini qua sono pessimi, anche in discesa, per cui è un problema. È una buona idea secondo voi? Assolutamente sì, sì, così chi ha difficoltà, diciamo, si trova meglio, un po' più meglio, bene, anche un po' panoramico, penso. E anche un po' meno fatica? Sì, assolutamente. No, secondo me un po' di salute ci vuole sempre. Io generalmente sono a favore dell'attività fisica, quindi fare una scalinata fa solo che bene alla salute, però oggettivamente ci sono anche persone che hanno difficoltà e per i quali può essere sicuramente un vantaggio. Quindi insomma lo vedo in modo favorevole, ovviamente con tutti i crismi del caso, perché comunque parliamo di una zona che ha un certo impatto anche paesaggistico, quindi però io sono favorevole. Com'è questa discesa? La discesa è un po'... è meglio che la salita, è duretta. C'è il progetto per una monorotaia che aiuti insomma, le persone un po' più in difficoltà, cosa ne pensa? Positivamente, certamente, anche perché diversi anni che riparlano, mi sembra, no? Sembra che ci siamo. Perfetto, bene, così veniamo più volte. Penso che sia anche una buona idea, insomma, secondo, basta che non sia invasiva, diciamo, sull'aspetto del territorio, ma insomma io non penso che sia una brutta idea, insomma. Ci stavo pensando proprio ora, specialmente per le persone malate di cuore come me, stavo pensando a metà, dico ma ci potrebbe essere un montacarichi qui. Magari la prossima volta che torna. Sono 20 anni che vengo da queste parti, speriamo che fra 20 anni ma la prossima volta. Anche prima. Anche prima, dai. Bassano, lo abbiamo visto prima, scossa dal terremoto politico delle dimissioni del vice sindaco Roberto Marin, amministrazione comunale di Elena Pavan messa sotto scacco dai residenti di San Lazzaro, dal caso San Lazzaro, ovvero quell'area verde che rischia di essere soffocata dal cemento. Ebbene, prosegue la battaglia di aria a tutela dell'area verde di San Lazzaro. Gli esponenti gridano cori molto chiari: l'amministrazione non può distruggere ciò che la natura ha impiegato secoli a costruire per raggiungere un equilibrio. Vediamo. Non intendono fermarsi i soci di Aria in prima linea nella battaglia a tutela dell'area verde di San Lazzaro a Bassano, che rischia di trasformarsi in una colata di cemento, con l'abbattimento di edifici storici e la realizzazione di capannoni che andrebbero a devastare un territorio che ha impiegato secoli per raggiungere il suo equilibrio. Un equilibrio che non può essere distrutto da scelte scellerate e decisioni prese dall'alto. A questo punto la sindaca Pavan e tutti gli amministratori comunali hanno il dovere di proteggere il territorio che si sono trovati a rappresentare, perché a rischio c'è il futuro. Quello che noi vorremmo chiedere all'amministrazione è che riflettano molto bene prima di commettere quello che può essere un grande errore, perché il suolo, una volta rovinato, non può più ritornare come prima in tempi brevi. Io sono un agricoltore biologico e per me la fertilità del suolo è la base per la coltivazione e per la possibilità di continuare le coltivazioni. Coltiviamo grazie all'humus, cioè allo strato fertile e superficiale, molto superficiale della terra, che di solito non va sotto 25 cm. Per fare 10 cm di humus fertile ci vogliono circa 500 anni. Per distruggere completamente la fertilità, cioè lo strato di humus di 25 cm
Bastano 50 anni di agricoltura sbagliata. E da queste parole il passaggio a quello che potrebbe succedere con l'edificazione di capannoni è immediato. E pensiamo che anche un'agricoltura sbagliata può danneggiare il suolo, figuriamoci gli scavi per costruire capannoni da 70.000 metri quadri con tutti gli indotti che possono avere attorno. Quindi è uno stravolgimento ecologico immenso. L'appello è anche a pensare a questo, perché non ci vuole un laboratorio tecnologico per ricostituire un suolo, ci vogliono centinaia di anni. Cosa lasciamo alle prossime generazioni? Certo è che il tempo stringe. La lotta dei cittadini per salvare San Lazzaro continua, così come continua la richiesta di confronto con l'amministrazione. È necessario continuare a divulgare quanto sta accadendo e speriamo anche di poterci confrontare direttamente con chi siede poi ai tavoli per le decisioni. E allora, come vi avevo anticipato, adesso parliamo di gioventù a Rosà, gioventù che mette a rischio la propria incolumità fisica e non solo, partecipando a una sorta di contest, di gara su TikTok e sui social, camminando lungo un muretto a largo circa una decina di centimetri, rischiando di cadere in un canale, si filmano, poi postano questi video sui social, inneggiando a essere riusciti a completare il cosiddetto Sentiero della Morte. Vediamo. Si chiama Sentiero della Morte, è l'ultima moda tra i giovanissimi rosatesi che sfidano la sorte rischiando di farsi male e parecchio. 13-14 anni in pieno giorno, sprezzanti del pericolo, riprendono tutto con un telefono cellulare. Siamo a 2 passi dall'oratorio in pieno centro paese, proprio a ridosso della trafficatissima 47 Valsugana. A dare l'allarme il presidente del circolo Noi di Rosà, Emilio Pegoraro. Loro scavalcano il parapetto che c'è della Roggia Balbi e attaccati al muro fanno una camminata lungo il muricciolo qua e vanno avanti un pezzo filmandosi e dicendo anche proprio Sentiero della Morte e poi si girano e tornano indietro. Pericolosissima come cosa. Sì, perché adesso la roggia è bassa, però a volte arriva anche a filo della strada, quindi si incanala anche da questo lato, quindi prende anche velocità, è molto pericoloso. E siamo qua un po' preoccupati anche di questa moda stupida, che invece di far questo potrebbero fare altro alla loro età. Vorrei che questa cosa si interrompesse prima che succedesse quello che non dovrebbe succedere, insomma. Pegoraro ha avvertito la polizia locale, la sindaca Elena Mezzalira, attraverso i social ha lanciato un appello alle famiglie di Rosà. La domanda che mi viene è mio figlio quello che fa questa cosa o è una cosa che non riguarda nessuno? Cioè, le famiglie sanno cosa succede al di fuori di casa loro? Perché qua noi abbiamo visto tante situazioni, però questa è veramente... È una follia, questa è una follia, non dovrebbe neanche essere immaginata una cosa del genere. Questo è veramente da idioti proprio, il termine è giusto idioti. Senza freno i rincari di luce, gas, quindi le bollette che stanno mettendo spalle al muro le amministrazioni comunali, tantissime famiglie e numerosissime attività commerciali. Ebbene, alla luce di questa situazione di crisi dilaga l'idea di una disobbedienza fiscale. Vediamo. Non stiamo parlando di aumenti di qualche punto percentuale, ma stiamo parlando di bollette che sono quadruplicate o in alcuni casi quintuplicate. E quindi la domanda spontanea che un commerciante si fa è: vale la pena lavorare per pagare le bollette? La risposta è evidentemente no. Il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI Veneto Mario Conte, capisce e definisce giustissima la protesta che alcuni commercianti minacciano di portare avanti contro il caro bollette, ovvero di non pagare le fatture dai costi in alcuni
alcuni casi anche quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Prezzi di gas ed energia che potrebbero costringere molte realtà a chiudere o fermare la produzione in autunno. Una provocazione e un'azione concreta. Solo il tempo dirà se la disobbedienza fiscale verrà davvero attuata, ma per CGIL e Confindustria Belluno non può essere questa la soluzione. La disobbedienza, certo, se non ci saranno risposte, cos'altro fare? Però non è la soluzione. È una soluzione, è un tamponamento, ma non è la soluzione. Le aziende italiane sono aziende che possono e devono continuare a competere sui mercati europei e internazionali. Qui non c'è da lanciare messaggi di disobbedienza, qui c'è invece da stringersi, evitare che venga meno anche la tenuta e la coesione sociale del paese, e soprattutto c'è da chiedere a chi ha di più, a chi sta guadagnando di più, a chi sta meglio, di contribuire per cercare di tenere insieme questo paese. Comprensibile per il presidente di Unioncamere Veneto Pozza il malumore manifestato soprattutto dal mondo della ristorazione e degli hotel. Avanza questa idea perché purtroppo siamo con l'acqua alla gola, uso questo termine perché un po' tutte le imprese sono prese nelle stesse condizioni, però un settore come quello della ricezione e della ristorazione è preso male rispetto a tutti gli altri. Hotel che hanno visto bollette dell'energia passare dai 5.000 euro del 2021 ai 20.000 di quest'anno, quelle del gas da 1.200 a 5.800 euro. Anche qui dilaga il malessere, c'è chi paventa la possibilità di non pagare le fatture. Per il presidente di Federalberghi Provinciale una provocazione per attirare l'attenzione sulla situazione definita drammatica. Le bollette si pagano, ma si chiede al governo che ci venga incontro se non si vuole mettere in ginocchio un'intera categoria. È solo una provocazione. Dopo ovviamente non possiamo entrare nella testa di tutti, ma voglio dire non avrebbe nessun senso non andare a pagare la bolletta, questo dico. Ha senso sì protestare. Ci troveremo costretti a chiudere gli alberghi, non a non pagare le bollette. E noi siamo andati all'interno di un centro sportivo padovano che oltretutto quest'anno compie i 50 anni di attività perché i titolari sono arrivati a una decisione drastica, quella di chiudere per tutto l'inverno la piscina coperta. La preoccupazione è diventata un incubo perché oggi non siamo più in grado di preventivare assolutamente i costi delle bollette che in una piscina ovviamente, essendo sempre acceso l'impianto, sono aumentati a dismisura. Noi avevamo già a febbraio previsto una chiusura temporanea invernale perché la bolletta era saltata da 30.000 a 90.000 euro, 88 per la precisione, questo solo per il gas. E non era sostenibile perché 88.000 euro al mese erano già difficili. Oggi però il nostro consulente energetico, piuttosto che le bollette come stanno arrivando, ci dicono che il balzo è ulteriormente di 3 volte, per cui passiamo da circa 200-300.000 euro all'anno previsti a 1 milione, forse anche abbondante. Con 1 milione non possiamo neanche più alzare la testa. Perché piscina chiusa? Perché piscina chiusa, per esempio, con l'impianto solare questa piscina viene riscaldata e sarebbe anche pronta per essere riscaldata, ma l'impianto solare noi oggi l'abbiamo dedicato tutto ai sanitari, quindi l'acqua della vasca coperta è fredda, in questo momento comincia a essere molto borderline per poterla praticare, mentre la vasca estiva fuori è ancora funzionante perché il sole la riscalda. La vasca interna ci dà già l'idea di quello che succederà tra un mese. Ma quindi questo cartello non lo togliete? Questo cartello per quest'anno rimane là tutto l'anno, purtroppo. E dall'ente fornitore del gas ci è stato detto adeguate le tariffe. Vuol dire che noi da 10 euro dell'ingresso di oggi, più o meno da 8 a 10 ingresso, dovremmo prevedere 40 euro per un bagno in piscina oppure 200-300 euro per un corso di nuoto, che è una cosa che proprio non ci sentiamo con. Non volete alzare i prezzi? No, assolutamente. Noi facciamo un'attività sociale. Ecco una notizia di interesse nazionale, arrivata proprio poco fa, a testimonianza della difficoltà che stanno vivendo tanti settori a causa dei rincari. Il presidente Gravina, quindi parliamo di sport, parliamo di calcio, lancia
pubblicamente un allarme. Coverciano rischia di chiudere. A maggio è arrivata una bolletta elettrica di 26.000 euro, a giugno di 45, a luglio quasi di 80.000 euro e deve ancora arrivare il gas. Non conviene rimanere aperti, a rischio di essere lasciati a casa tutte le persone che lavorano all'interno di Coverciano. Gravina si dice molto preoccupato per il calcio come per tutto il mondo dello sport. Questa è una notizia battuta dall'ANSA pochi secondi fa. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, rientriamo perché dobbiamo continuare a parlare delle iniziative di protesta e insomma raccontarvi le storie di chi sta vivendo veramente delle difficoltà quasi insormontabili a causa degli aumenti di luce e gas. E poi vi ricordo gli aggiornamenti dalla conferenza stampa in corso a Bassano del Grappa per quello che riguarda il terremoto politico che ha colpito l'amministrazione Pavan. Noi possiamo già anticipare che le minoranze e l'opposizione chiedono immediate dimissioni da parte della sindaca. Abbiamo raccolto le loro voci, poi vi racconteremo tutto nel dettaglio nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione locale. Intanto ci prendiamo un attimo di pubblicità, rientriamo fra pochissimo. Bentrovati, rieccoci in diretta con Focus TG, continuiamo a parlare del filone legato ai rincari delle bollette. Abbiamo ascoltato prima le scelte anche difficili da parte di chi gestisce un centro sportivo con la decisione appunto di chiudere per tutto l'inverno la piscina coperta. Adesso dal titolare di quel centro sportivo, di quella piscina, ascoltiamo la voce dei ristoratori, perché sono in molti che scelgono di rivedere il proprio menù per risparmiare sui costi. Ho parlato con un ristoratore che mi ha detto: guarda, io metto alla carta dei menù più semplici, con piatti costituiti con meno ingredienti, dove richiede magari una cottura, meno cottura, ma quelle sono tutte, diciamo, tecniche di difesa di retroguardia. La cosa fondamentale per noi è fare riuscire a rientrare il costo dell'energia in quelli che erano i canoni di normalità 2019, 2020, 2021. Tutto quello che diciamo che può fare il singolo imprenditore sono appunto tattiche di sopravvivenza che possono avere validità ma nel breve periodo. Ristoratori costretti a fare anche questo, ridurre gli ingredienti dei piatti, scegliere cotture brevi. Per fronteggiare il caro energia non basta più abbassare le luci e ridurre i consumi dei condizionatori, bisogna anche spegnere i forni, spiega il segretario di EAPE Filippo Segato, ribadendo l'invito agli esercenti padovani di aderire alla manifestazione prevista per domani davanti al Tribunale con ristoratori, pasticceri e baristi che consegneranno simbolicamente gli strumenti del mestiere per testimoniare le difficoltà che stanno affrontando. Siamo veramente nel mezzo di un'economia di guerra. È una guerra che non si combatte sul campo con i soldati e con le pallottole, ma è una guerra che si combatte dentro i nostri pubblici esercizi, dentro i locali, dentro le imprese, con fatture, mutui da pagare, banche che non concedono ulteriori finanziamenti. Un ulteriore messaggio chiaro alla politica qualora ce ne fosse bisogno per invitare a prendere provvedimenti e scongiurare una crisi sociale. Aumentare i prezzi nel momento in cui gli stessi cittadini, inflazione ricordo ormai sta viaggiando verso il 10%, gli stipendi non sono naturalmente aumentati in questa cifra, nel momento in cui i cittadini hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, l'ultima cosa che gli esercenti vogliono fare è aumentare i prezzi. Questa la voce, insomma, in rappresentanza dei ristoratori, ma la gente cosa dice? Cosa dicono i cittadini? Ebbene, noi siamo andati a Treviso per raccogliere le loro paure, le loro titubanze, perché sono in molti che temono le rigidità dell'inverno. Vediamo. La bolletta vecchia era sui 125 euro, 125-130 euro, questa volta 3,75. Tornati dalle vacanze, i trevigiani tornano a fare i conti, questa volta con le bollette alla mano. Numeri raddoppiati per gas e energia, nonostante i consumi siano stati ridotti all'osso. La prima che mi è arrivata era su 1.500 e qualcosa, e questa che mi è arrivata adesso è la 770.
È arrivata al doppio dell'anno scorso e speriamo nelle nuove elezioni. Quanto abbiamo speso? Sui 100 e qualcosa, spendavamo sui 50 l'anno scorso. Se c'è l'aumento gliela riportiamo indietro. È arrivata quasi il doppio rispetto alla precedente. È aumentata, ovviamente non a livello delle imprese, per i quali mi dispiace molto, però nel mio piccolo devo dire 2 volte 112 euro e diciamo che l'unico spreco che posso aver fatto è stato di usare il ventilatore. E a proposito di numeri, a spaventare i cittadini è soprattutto il futuro, un inverno che bussa alla porta senza lasciare spiragli di luce. Sicuramente un inverno duro da questo punto di vista, non penso che trovino soluzione a breve, insomma. Costerebbero troppo, insomma. Al di là degli slogan elettorali penso che non sarà così. Io spero che sia caldo, ma sarà caldo. Terribile. Se potessi andrei a svernare al caldo. Mi aspetto un inverno in cui bisogna mettersi i maglioni anche in casa e cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi e di venire a patti con questa situazione che non è delle migliori. Mi auguro che si possa fare qualcosa, ma trovo molto difficile. Ci vuole molta abilità e ne so se politicamente sono disposti. Cosa si aspetta? Ben di Dio. E tra le conseguenze, le ripercussioni di questa crisi c'è senza dubbio un clamoroso aumento, un boom di richieste per la cassa integrazione. È boom di richieste di cassa integrazione nel Padovano. Aziende, specie tra quelle cosiddette energivore, cioè che hanno consumi di energia ben al di sopra della media, che fanno richiesta per aprire la procedura per accedere alla cassa integrazione e poi attivarla quando c'è la necessità. Al momento la maggior parte delle aziende sta valutando il da farsi, anche se il numero di lavoratori che sono attualmente in cassa integrazione resta basso. Ci sono molte richieste di cassa integrazione, ma più che di cassa integrazione anche di cambio orari, riduzione di orario, riduzione di giornate lavorative e anche la rinuncia a evadere delle commesse che diventano antieconomiche. Molte le aziende che vivono in pratica la giornata organizzano cioè il lavoro in base al prezzo dell'energia e del gas, con il risultato che c'è chi ha concentrato i turni alla sera o di notte, quando i costi sono più bassi, oppure che si ferma qualche giorno alla settimana. Ma questo non è assolutamente insufficiente, è una guerra una guerra impossibile, nel senso che i prezzi sono esplosi di 10 volte tanto, quindi sì, si prova, ma insomma si raccoglie molto poco. Chi si occupa di politica, si occupi della politica energetica di questo paese. Se è un paese a vocazione industriale, devono essere sostenute le industrie, e se è un paese in cui ci dobbiamo permettere di consumare tutta questa energia, trovare il modo per farla. In altri paesi europei sono molto più avanti, sono impegnati in tantissime altre fonti. È evidente che se dovesse aumentare la cassa integrazione, di conseguenza aumenterebbero anche le difficoltà per le famiglie, dato che con stipendi più bassi si farebbe fatica anche a pagare le bollette di casa. Siamo preoccupati in primo luogo per i lavoratori, per le loro famiglie, perché oltre alle bollette energetiche delle aziende ci sono quelle delle famiglie, di chi vive con dei figli a carico che deve fare i conti con delle bollette che non riesce a pagare. Siamo molto preoccupati, sì, assolutamente sì. Uno scenario, insomma, che vede i sindacati preoccupati per il presente e per il futuro, in attesa delle decisioni che il governo deve prendere subito. Nel prossimo servizio alziamo il campo visivo, ampliamo un po' l'analisi, perché dal mondo della ceramica all'agricoltura tutti i settori della nostra economia stanno risentendo in maniera pesante degli aumenti del gas, proprio quando dalla Russia arrivano nuove minacce. Sta iniziando una grande tempesta globale, è la nuova minaccia del Cremlino all'Occidente. Con la stagione fredda alle porte, se dall'Europa non arriveranno decisioni in merito alle sanzioni alla Russia, il governo di Putin potrebbe essere pronto a rispondere tagliando le forniture di gas il cui prezzo oggi ha toccato i 275 euro al megawattora. Uno scenario che renderebbe ancora più grave la situazione di famiglie e imprese. L'economia in tutti i suoi settori risente drammaticamente dei rincari energetici. Lo sanno bene i ceramisti che hanno visto le bollette subire aumenti esponenziali rispetto allo scorso anno. Si trovano una differenza di 200.000 euro dall'anno scorso, dal 2021 al 2022. Va da sé che la soluzione è quella di fermarsi. Il gas per queste realtà ha toccato i 2,40 euro al metro cubo. La produzione conviene veramente fermarla, pensando probabilmente più avanti anche a delle chiusure. La situazione è grave veramente.
A questo punto abbiamo avuto modo di sentire di colleghi che stanno spegnendo di forni perché la situazione sul costo del gas è irreversibile. Non sapere quale sarà il futuro prezzo del gas rende complicato preparare preventivi e sottoscrivere contratti, nonostante paradossalmente le commesse ci siano. Il rischio infatti è quello di produrre sotto costo. Aziende che a fronte di questi aumenti si vedono costrette a congelare investimenti e nuove assunzioni. Servono misure urgenti come un tetto al prezzo del gas, chiede Maroso, che spiega come le imprese si troveranno costrette a scelte sofferte. Far fare delle ferie a delle persone che lavorano con noi e di conseguenza succederà successivamente si penserà di mettere in atto la cassa integrazione. Cambia il comparto ma non lo scenario. Il mondo agricolo, in modo diverso da settore a settore, risente degli aumenti con rincari anche del 300%. La zootecnia, quella a pagare in questo momento il prezzo più alto. Le aziende a questo punto devono proprio decidere se continuare e ridurre la produzione, ma fino a che punto, perché al di sotto di certi numeri poi non diventa conveniente tenere un'azienda attiva. E devo dire che da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre un po' denunciato, ma io degli esempi di chiusura effettiva di aziende zootecniche l'ho vista, mi è stata confermata e pertanto queste paure sono diventate anche realtà. E allora adesso ci fermiamo solo per un attimo per quello che riguarda insomma l'approfondimento su questi temi, quelli legati appunto ai rincari di luce, gas e insomma materie prime, perché oggi è una giornata particolare, una giornata importante per oltre 3.000 studenti di medicina che a Padova, al BO, sono pronti per affrontare il test d'ammissione. Insomma, medicina è una facoltà a numero chiuso, ci sono 3.119 studenti per 455 posti. Io vedo collegato con noi il nostro collega Guido Barbato e allora cedo a lui la linea per raccontarci tutto di questa mattinata così importante per tanti studenti. Guido. Allora, perfezioniamo un attimo il collegamento con il nostro collega Guido Barbato, intanto noi andiamo avanti, quindi ritorniamo a parlare di tematiche come quelle che stavamo trattando poco fa, quindi rincari e bollette, perché il caro energie sta mettendo in difficoltà tutta l'economia nazionale e quindi di riflesso anche quella veneta. Non è esente la nostra agricoltura. Dispense senza prodotti agroalimentari italiani. È quanto accadrà a breve, secondo il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ai microfoni di Tele4 Trieste. Molte aziende ci stanno dicendo: noi non raccoglieremo a settembre perché raccogliere e produrre ci costa di più che lasciare il prodotto agricolo in raccolta in campo. Caro energia che secondo gli agricoltori è solo la metà del problema, l'altra aggravante è la siccità. Noi abbiamo due problemi, un problema di siccità che ha colpito tutta l'area e non solo l'Italia, che quindi imporrà anche produzioni più basse, e poi una serie di costi che sono aumentati e che in parte verranno scaricati anche sul consumatore finale, che si trova anche a fronteggiare il tema del carovita, dell'inflazione e tutta una serie di problemi che ci fanno preoccupare anche sulla capacità di assorbimento da parte del consumo finale, e questo ci dà ulteriori preoccupazioni. Siccità che ha penalizzato pesantemente tutti i comparti agricoli, con rese per ettaro in molti casi diminuite anche del 40%, che si traducono già in scarsità di prodotti come frumenti, mais, soia, sia per consumo umano che animale. Inevitabile anche l'aumento dei prezzi delle materie prime che, accompagnati ai costi energetici, stanno portando, solo per fare un esempio, molti panifici alla chiusura. Una tempesta perfetta quindi sulla nostra agricoltura, secondo il ministro, che ricadrà inevitabilmente sui nostri approvvigionamenti nei supermercati. Questo però porterà a un problema di prodotto, a una quantità di prodotti agroalimentari inferiore e quindi a una difficoltà di accesso al cibo. Ci stiamo parlando di questo tema. Dagli agricoltori chiara la richiesta alla politica.
L'agricoltura ha molti strumenti a sua disposizione per poter far filiera, essere più efficiente e dare intanto sulle tavole degli italiani tutti i prodotti necessari, ma anche per essere più produttiva nel futuro. Certo, lo possiamo fare se abbiamo una politica che abbia le idee molto chiare su quello che deve essere un progetto agricolo nazionale ed europeo. Oggi come oggi mi sembra che ci sia molta confusione, si va più su altre priorità e non su queste che sono veramente quelle più importanti. Siamo pronti per tornare al Bo, quindi ci spostiamo a Padova dal nostro Guido Barbato che, come vi dicevo, insomma, ci racconterà di questa giornata campale per oltre 3.000 studenti, per l'esattezza 3.119 impegnati nelle test d'ammissione a medicina. Guido, ti vedo collegato con un ospite, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Teniamo il tono di voce un po' basso perché sono scattate le ore 13 ed è iniziata questa prova di selezione che, come hai detto, hanno appena detto via, in questo momento, in questa mia pausa di respiro è stato detto via, il via del test per la selezione per 455 posti per accedere alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Gli aspiranti, come hai detto, sono oltre 3.000, sono in compagnia del prorettore alla didattica del Bo, il professor Marco Ferrante. Professor Ferrante, intanto buongiorno e grazie di aver partecipato alle nostre dirette. Buongiorno a voi. Ci dia qualche dettaglio in più su questa selezione. I concorrenti hanno 100 minuti per rispondere a 60 domande su quali materie? Allora, le domande sono distribuite fra alcune domande di comprensione del testo, domande di logica e poi le domande invece tematiche sulle materie sono di chimica, di biologia e di matematica e fisica. Abbiamo detto 455 posti, non tutti con sede di studio a Padova. Perché e dove le altre? Allora sì, 4 canali, 4 lauree che abbiamo a Padova di medicina e chirurgia hanno 340 posti, mentre abbiamo 88 posti nella sede di Treviso e 25 posti, che il test è lo stesso in contemporanea, per odontoiatria. Senta professore, chiariamo anche ai nostri telespettatori, perché sul numero chiuso e sul numero assegnato ad ogni ateneo per le singole facoltà, quello di medicina è quello che fa discutere di più anche sui media, ma non solo, anche nella politica. Chi decide che per esempio l'Università di Padova possa assegnare 455 posti in questo anno accademico che inizierà, se non sbaglio, il 3 ottobre per questi studenti? Allora, questa è una decisione centralizzata con il Ministero e questa è una selezione nazionale, all'una è partita contemporaneamente in tutta Italia, in tutte le sedi in cui viene fatto l'esame. Il fatto del numero programmato è necessario per motivi di, vedete, abbiamo più di 3.000 studenti qua che tentano l'ammissione e non potremo gestire assolutamente 3.000 immatricolati al corso di laurea in medicina per questioni di spazi, di aule, di laboratori, di docenti, quindi non sarebbe sostenibile. Quindi una discussione sui numeri, sulla consistenza del numero programmato è sempre molto interessante, è utile, si prende coscienza magari di possibili aggiustamenti. Bisogna fare attenzione che però stiamo parlando di qualcosa che vedrà la luce tra 11 anni, la formazione di un medico si completa in 11 anni, quindi una decisione presa per esempio per il 23-24 avrà una valenza tra 11 anni, quindi è una programmazione molto importante da fare, molto delicata e anche che deve avere una certa dose di preveggenza sugli sviluppi della necessità e dell'interesse che c'è altissimo, ma il bisogno e il ricambio possibile, pensionamenti e tutto. Adesso veniamo fuori da un biennio di Covid che ha dato un grande, ci ha reso consapevoli di quanto fosse fragile in alcune parti il settore e che esigenze abbiamo, quindi sono aumentati molti, per esempio, i posti delle lauree sanitarie, infermieristiche e tutto, e adesso anche su medicina probabilmente qualche pensiero avrà fatto, però i numeri sono questi e noi è questo che al momento gestiamo. Al riguardo, poco fa abbiamo registrato il parere politico della rettrice del Bo di Padova, Daniela Mapelli, che ha detto appunto che chi chiede l'abolizione del numero chiuso di medicina praticamente fa demagogia. Queste le parole della rettrice del Bo. I motivi sono stati spiegati benissimo dal suo delegato, il professor Ferrante. Senta professore, scusate sempre il tono di voce un po' sommesso, ma in realtà la prova è iniziata.
Ferrante, e ci hanno raccomandato di non distrarre dalla concentrazione i concorrenti che sono praticamente tutti della classe di età o 2002 o 2003, quindi vedete sono del nuovo millennio, sono giovanissimi, non superano i 20 anni. Infine, professor Ferrante, il dato statistico relativo alla partecipazione e al genere di appartenenza degli aspiranti medici alla facoltà, ripeto, di medicina e chirurgia di Padova. Su 3.119 quanti sono uomini e quante sono donne? Allora, più di questi 3.119 che si sono prescritti al nostro test qui in presenza a Padova, più di 2.000 sono donne, quindi abbiamo un rapporto di 2 donne ogni uomo presenti qua alla selezione, e questo è un dato consolidato negli anni, quindi continua a essere questo dato più o meno con piccole variazioni, ma con una presenza importante, maggiore di donne rispetto agli uomini. Ecco un dato che fa anche magari riflettere, viste le molte difficoltà che sono emerse in questi anni nella professione del medico, sia del medico di medicina generale, che pare non lo voglia fare più nessuno, e sia per coloro che preferiscono, ma che so, emigrare all'estero o andare a lavorare nel privato per una migliore retribuzione. Ma per questi giovani che sono presenti il problema si riproporrà, come detto, tra 11 anni. Non gli auguriamo in bocca al lupo, perché a Padova porta sfortuna, si dice un'altra cosa che però in televisione non si può dire, giusto professore? Assolutamente, la pensiamo solamente. A te la linea, Alex. La pensiamo tutti noi, ci uniamo insomma a questo incoraggiamento ai futuri medici. Ringraziamo Guido Barbato, ringraziamo il suo ospite per spunti e riflessioni interessanti emerse in questo collegamento. Noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, 2 minuti, poi dobbiamo tornare per parlare sì di sanità, ecco, non dei test di ammissione a medicina e chirurgia, ma dobbiamo parlare, ahimè, di disorganizzazione nell'ULSS 7. Dobbiamo dare gli ultimi aggiornamenti sul West Nile e sul Covid, e poi cultura, spettacolo, attualità, insomma dobbiamo parlare di TAV, di alta velocità, insomma tanto da vedere, da ascoltare insieme fra poco. Restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13.30, vi avevo promesso un aggiornamento per la drammatica notizia di cronaca con cui abbiamo aperto questa edizione, l'ennesima morte sul luogo di lavoro, a perdere la vita, lo ricordiamo, a Montecchio Maggiore, un uomo di 56 anni che, insomma, in base agli ultimi aggiornamenti si è scoperto essere il titolare del maneggio dove si è verificato questo drammatico incidente. L'uomo, lo ripetiamo, di 56 anni è morto folgorato mentre stava lavorando sopra un silos. L'azienda che gestiva è un centro ippico con una scuola di equitazione, una pensione per cavalli, un allevamento e un centro di riabilitazione equestre. Bene, da una prima ricostruzione il 56enne si trovava sulla parte superiore del silos che conteneva il mangime per gli animali, quando è stato folgorato da un cavo dell'alta tensione rotto o da lui tranciato inavvertitamente. Noi adesso chiudiamo la parentesi dedicata da lungo spazio, insomma, che abbiamo dedicato alla questione rincari, bollette e costi, con una proposta che ritorna periodicamente quando si affrontano momenti di crisi come questa, ovvero quella dell'ora legale tutto l'anno. Vediamo nel prossimo servizio di cosa si tratta. Caro Energia, un anno dei record negativi. Nel 2022 la bolletta del paese potrebbe salire da 43 a 100 miliardi. Lo ha detto ieri il ministro dell'economia Daniele Franco, che ha sottolineato che l'aumento di 60 miliardi rappresenta circa 3 punti di PIL, un deflusso di risorse dall'Italia verso l'estero. Di fronte a questi numeri straordinari è necessario ricorrere a misure straordinarie. Il governo dovrebbe intervenire la prossima settimana con un decreto apposito di riforme, ma quello che è chiaro fin da ora è che inseguire l'aumento dei prezzi non basta più.
Ecco l'emergere di proposte e iniziative alternative, possibilmente a costo zero o poco più. A prender piede, per esempio, l'ipotesi di non passare all'ora solare il 30 ottobre prossimo, ma estenderla definitivamente a tutto l'anno. Un modo per beneficiare di un'ora di luce in più, con tutto il risparmio di energia e costi che ne consegue. Una stima a questi prezzi di luce e gas porterebbe ad un risparmio di 1 miliardo di euro al nostro paese solo nel primo biennio. Cosa ne pensano i cittadini? Una novità, però in questi periodi sicuramente se si può allungare la luce e risparmiare. Se potesse essere utile per risparmiare non avrei delle argomentazioni abbastanza forti contro. Guarda, mia suocera direbbe che andrebbe bene così. Ma lei? Uguale, altrimenti si arrabbia. Ma guardi, non lo so, è una questione controversa da molti anni. Se effettivamente è così, in questo momento di emergenza, perché no? Io sono favorevolissimo perché ci fa recuperare un'ora buona, oltre che farci risparmiare, mi pare 500 e più. Favorevole, almeno così, visto il costo energetico, c'è un risparmio per la popolazione. Mi sembra un'ottima idea, sarebbe la cosa più logica. Sì, anche, soprattutto le bollette, perché avere più luce significa non accendere la luce. Certamente che puoi risparmiare. Con quelle bollette che stanno in giro adesso c'è da spaventarsi, veramente. Sono d'accordo, anche perché non ce lo facciamo più. Veramente, quando è troppo è troppo. Penso che possa essere una buona idea aiutare a far risparmiare le famiglie sulle bollette, considerando appunto anche l'aumento di tutti gli altri prezzi. Bisognerebbe secondo me fare l'ora legale tutto l'anno, così risparmiamo, anche perché insomma è una cosa che se ne parla da un sacco di tempo, quindi penso che sia una cosa interessante da fare. È arrivato anche forse il momento giusto visto il periodo di crisi. Sì, anche perché siamo tutti preoccupati, penso per settembre, ottobre, già parliamo di accendere meno riscaldamento, così anche per inquinare anche un po' meno, sinceramente. La pagina della sanità, partiamo dall'ULSS 7 Pedemontana, un'azienda ospedaliera costantemente bersagliata da critiche e da segnalazioni da parte degli utenti, da parte dei pazienti e dei cittadini, anche sui social. Vediamo. 3.000 firme portate fino in regione, centinaia di segnalazioni, chiamate, messaggi a noi di Rete Veneta, ma non solo. Tantissime storie di problematiche con l'ULSS 7 raccontate a chi era presente ai banchetti nelle piazze dei comuni del Bassanese. Un fiume di dissenso, di frustrazione, di insoddisfazione che inevitabilmente è sfociato sui social dell'azienda ospedaliera. Le segnalazioni che ogni giorno raccogliamo per dar voce a chi chiede rispetto, a chi chiede aiuto, a chi chiede di essere ascoltato, vengono rese pubbliche, sbandierate in faccia a chi dovrebbe dare risposte, ma non lo fa nemmeno via social. E sì, che più diretti, più chiari di così gli utenti non potrebbero essere. Priorità entro 30 giorni, sono diventati 2 mesi e ancora nessuna chiamata. Siamo messi no male, malissimo, una risonanza, sono 5 mesi che aspetto. Priorità entro 30 giorni che ha raggiunto i 3 mesi e nessuno mi ha ancora chiamata. Ho sollecitato tante volte, ma non sono ancora in lista. I vertici dell'ULSS 7 e della Regione, quando parlano di sanità, di liste d'attesa, presentano una versione diversa, diciamo così, ma i racconti e i resoconti dei pazienti sono questi e le domande che si fanno sono molto chiare. Ma sono a conoscenza in che condizioni versa Sant'Orso? E subito, in risposta, e non solo, mettiamoci anche il San Bassiano, male, troppo male. Sarebbe ora di sedersi a tavolino e prendere in mano il problema delle liste. Questa è solo una piccolissima selezione dei messaggi che giornalmente gli utenti scrivono all'ULSS 7, senza risposta, ma questa non è una novità. E allora non c'è da stupirsi se alla fine prevale l'amarezza che spinge i cittadini a chiedere: l'ospedale di Bassano a cosa serve? I nostri microfoni restano a disposizione di tutti. Ci spostiamo adesso nell'ULSS 8 Berica, che si prepara a un autunno che potrebbe portare a un aumento dei contagi. E allora le ultime novità sui punti tampone.
L'accesso al servizio è sempre su prenotazione e da questi giorni ci saranno anche delle novità rispetto alla refertazione, che i pazienti sostanzialmente non aspetteranno più il referto in sala, ma potranno tranquillamente scaricarselo a casa nel giro di poche ore. Al punto tamponi dell'uso 8, passata l'ondata di richieste per le vacanze estive, è il momento di prepararsi per l'autunno. Un'estate anomala, caratterizzata dalla presenza dell'ondata Covid in via di definitivo affievolimento. Questa è una fase di transizione che potrebbe non presentare una vera e propria ondata, ma una presenza costante, continua, con andamenti ondulatori. Le strutture sanitarie mantengono alta l'attenzione che con l'arrivo del freddo potrebbe portare ad una risalita dei contagi. La situazione è un po' di stallo, nel senso che il picco di agosto l'abbiamo superato egregiamente, direi anche. Chiaramente siamo un po' preoccupati per l'autunno, siamo pronti ovviamente a ripartire, come si dice. Adesso vengono meno un po' di misure di cautela che erano state necessarie negli anni precedenti, perché è giusto ricominciare ed è giusto riprovare a ripartire, però le strutture insomma sono pronte per dare una risposta qualora la pandemia si ripresentasse alle porte. E a proposito di Covid, diamo un'occhiata al report giornaliero che ci fornisce Azienda Zero. Lo ricordiamo, questa è una fotografia che racconta l'andamento dei contagi nelle ultime 24 ore nella regione del Veneto. Ebbene, come potete vedere, il delta dei positivi, quindi i nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, fa segnare poco più di 3.000 nuovi positivi al Covid. Per l'esattezza li vedete indicati qui dal cursore, 3.074 quelli trovati positivi nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi in Veneto sono sotto le 40.000 unità, parliamo di 38.371 attuali positivi al Covid in Veneto. Andiamo a vedere gli altri numeri del report di Azienda Zero. C'è un dato importante, meno 13 ricoveri in area non critica, quindi si liberano 13 posti in ospedale per quello che riguarda pazienti affetti dal Covid, ricoverati per problematiche inerenti appunto al Covid-19. Scende di una unità anche il dato che riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Purtroppo dobbiamo constatare anche oggi, comunicarvi il decesso di 4 persone. Noi adesso rimaniamo a parlare di sanità, però dal Covid al West Nile è scattata ieri alle 23:30 la disinfestazione nelle aree verdi di Padova contro il virus West Nile. Ecco quali sono i parchi che saranno chiusi ed ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. 25 tra parchi, aree verdi e giardini di strutture per anziani sono stati interessati questa notte dalla disinfestazione straordinaria per debellare le zanzare e il rischio West Nile, visti i numerosi contagi che ci sono stati in città. Giardini dell'Arena, Campo dei Girasoli, Parco Villa Berta, Parco delle Farfalle, Parco degli Alpini, Parco Milkovic, Parco Europa, Parco Prandina, Parco Fornace Morandi e poi le aree verdi delle varie strutture delle residenze Civitas Vite, Alta Vita Ire, Parco del Sole e Casa di Riposo Maria Bambina hanno ricevuto un trattamento di disinfestazione con prodotti adulticidi e quindi resteranno chiusi fino al pomeriggio. Quello di oggi è una disinfestazione straordinaria che viene fatta adulticidi, quindi si va a cercare la zanzara adulta. È un intervento un po' più importante anche dal punto di vista, dei prodotti usati che sono naturali, però si tratta comunque di un intervento che può andare a incidere anche su altri insetti, li possiamo definire buoni come le api, per farci capire, impollinatori, quindi va usato con dovizia, con cautela, perché ha degli effetti collaterali e quindi lo utilizziamo solo dove ci viene chiesto dalla Regione e dall'ULSS. Gli interventi sono stati concordati dalle varie amministrazioni insieme all'USL 6. Oltre a Padova sono state coinvolte Abano, Albignasego, Selvazzano, Ponte San Nicolò e Cadoneghe. Quello avvenuto nella notte è un primo intervento, gli altri dovrebbero essere programmati nei prossimi 2 giorni. In azienda ospedaliera a Padova apre un reparto per i detenuti, firmato ieri il protocollo d'intesa.
Apre in ospedale a Padova un reparto di medicina protetta dedicato all'accoglienza di detenuti che necessitano di assistenza per patologie che non possono essere affrontate in ambiente penitenziario. 2 stanze di degenza, una guardiola ed un locale attrezzato per il personale di polizia penitenziaria, un locale sanitario per il personale d'assistenza e un altro dove potranno invece essere svolti i colloqui delle persone detenute. La struttura era stata realizzata nel 2019, l'utilizzo però era stato sospeso a causa della pandemia di Covid. Nelle ultime settimane però ci sono stati ulteriori interventi e finiture. L'accordo formale per la sua attivazione è stato così firmato ieri fra l'amministrazione penitenziaria e l'azienda ospedaliera di Padova. Il reparto è stato realizzato secondo le linee di indirizzo sull'organizzazione della sanità penitenziaria emanate dalla Regione Veneto. Parliamo adesso della Mostra del Cinema di Venezia. Il giorno dopo il grande trionfo in Sala Grande di Monica, secondo film italiano alla Mostra internazionale appunto d'arte cinematografica di Venezia, abbiamo raccolto le emozioni del regista Andrea Pallaoro. 12 minuti ininterrotti di applausi del pubblico e questa la prima colonna sonora del trionfo per Andrea Pallaoro, regista del secondo film italiano in concorso in lizza per il Leone d'Oro a Venezia, Monica. 15 minuti di applausi, Grazie. se li aspettava? È stata un'emozione incredibile, assolutamente inaspettata. Infatti ha commosso tutti noi, il cast incluso. Come è nata l'idea di questo film? Da un desiderio mio personale di esplorare le dinamiche, le complessità e le conseguenze dell'abbandono non solo come abbandono fisico o essere abbandonati fisicamente, ma anche come non essere accettati, non essere riconosciuti per ciò che si è. Perché credo che queste siano delle tematiche che hanno delle conseguenze importanti sul comportamento di tutti noi. Nel film Monica torna a casa per la prima volta dopo una lunga assenza, ritrovando sua madre e il resto della famiglia, da cui si era allontanata già da adolescente, e intraprende un percorso nel suo dolore e nelle sue paure. Il ritratto intimo di una donna che esplora i temi universali dell'abbandono e dell'accettazione, del ricatto e del perdono. Venezia è un festival a cui tengo tantissimo, è un festival con il quale ho un rapporto molto profondo. Adoro la mostra, adoro questa città, adoro il mio paese, l'Italia. È il festival dove le mie 2 opere precedenti hanno avuto il loro debutto e quindi è un grandissimo onore, oltre che è un'emozione, essere qui in concorso. Dopo questo film Pallaoro ha già altri progetti in serbo. Uno di questi progetti è proprio la parte finale della trilogia che è iniziata con il mio film precedente Anna e che continua con questo Monica e che continua questa esplorazione. E come promesso adesso la conferenza stampa a Bassano del Grappa è finita, quindi abbiamo modo di collegarci con il nostro inviato sul posto, il nostro collega Mirko Cavallin. Lo ricordiamo, conferenza stampa dovuta al terremoto politico che ha scosso l'amministrazione di Elena Pavan. Si è dimesso il vice sindaco e assessore al bilancio Roberto Marin. Vedo collegato con noi Mirko Cavallin. Mirko, a te la linea, raccontaci tutto. L'assessore Buongiorno Alex, bentrovati a tutti. Alle mie spalle il municipio di Bassano si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa della candidatura Elena Pavan a seguito delle dimissioni comunicate ieri da parte del vice sindaco Roberto Marin. In conferenza stampa non era presente solo la prima cittadina nel proseguire l'attività amministrativa fino alla scadenza naturale del mandato, ovvero il 2024. Altri approfondimenti nel TG Bassano di questa sera, Alex, per il momento ti restituisco la linea. E allora abbiamo sentito che insomma notizia flash poi verrà approfondita nel corso della nostra informazione serale, quindi terremoto politico che ha scosso, lo ripetiamo, la giunta di Elena Pavan. La minoranza, l'opposizione hanno già chiesto immediate dimissioni da parte della sindaca Pavan, quindi vi racconteremo tutto nel corso di questa giornata che si preannuncia convulsa come quella di ieri, insomma con queste
dimissioni del vice sindaco Roberto Marin. Noi però adesso continuiamo a parlare di cinema, ci spostiamo da Venezia a Chioggia. In uno scenario unico al mondo si è concluso il Festival Laguna Sud. Grande successo per l'8ª edizione del Festival Laguna Sud, che ha portato nel cuore di Chioggia, in un contesto davvero unico al mondo, 5 serate di cinema, dibattiti e cultura. L'appuntamento si è concluso domenica, anticipo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra i promotori di questa meravigliosa esperienza che fa scuola, il regista veneto Andrea Segre. Laguna Sud ogni anno invita dei registi a passare 2 settimane nel cuore delle proprie calli, nelle strade e nelle acque della laguna per raccontare questo pezzo di Veneto e d'Italia con un occhio sempre diverso. Tanti i contenuti di questa rassegna. Quello che forse a me piace di più tra i film che presentiamo è il film iraniano Radiograph of a Family, che è l'unica regista che non riesce a raggiungerci perché le hanno tolto il passaporto e non ha potuto viaggiare, quindi da Teheran ci saluta, ma ovviamente tutti gli altri film sono molto belli e tutti i registi saranno con noi, da Matteo Tortone di Motherlode a Alessandro Cassigoli di California, e poi ci sarò anche io che sono anche regista di uno dei film che presentiamo. Tra gli ospiti d'eccezione, uno in particolare come il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che si è preso una piccola pausa dal grido. La Mostra del Cinema di Venezia ha sempre una grande attenzione nei confronti e dei giovani registi e del pubblico giovanile, che non a caso negli ultimi 10 anni è cresciuto esponenzialmente. Gli spettatori giovani si sono decuplicati rispetto a quello che io ho trovato nel 2012. Segno che non è vero che i giovani non sono interessati al cinema, bisogna lavorare per avvicinarli, per offrire delle occasioni di fruizione, di conoscenza e i risultati non mancheranno. Da 838 anni promuove l'economia agraria del suo territorio e anche quest'anno è iniziata il 3 settembre, proseguirà fino al 12 settembre a Trebaseleghe l'antica Fiera dei Mussi. Vediamo. Il programma dell'antica Fiera dei Mussi 2022 di Trebaseleghe è molto ricco. Dal 3 al 12 settembre ci saranno mostre d'arte, eventi sportivi, musicali, gastronomici, ma al centro ci sarà come sempre l'agricoltura. È sicuramente un porre l'attenzione a questo mondo agricolo ed è un modo per ritrovarsi e per mettere insieme le energie e le proposte per superare questi momenti davvero difficili per tutto questo mondo. La solenne inaugurazione dell'edizione numero 838 sarà mercoledì 7 al Parco Draganziolo, che sarà un po' il fulcro degli appuntamenti e la sede dell'area gastronomica e delle esposizioni agricole e zootecniche. Con la rassegna cinofila, quella avicola e cunicola, la fiera degli uccelli, la sfilata di 70 trattori e macchine agricole d'epoca, tra queste una mietitrebbia del 1940. Non mancheranno i mussi, gli asini, una quarantina in vetrina, ma nel menù dei baracconi non ci sono. Meglio la trippa e il baccalà. Il Luna Park è pronto e anche una pièce teatrale che il 7 settembre in auditorium ricorderà l'antica coltivazione e il commercio del tabacco, attività ormai dismesse a Trebaseleghe. Aderire alle tradizioni, essere presenti, trovarci, sentirci comunità, stare insieme è l'unico sistema che ci permette di superare, di trovare un modo per vincere anche questi momenti di davvero grande difficoltà per tutto il nostro mondo, non solo locale. Una grande festa di comunità aperta a tutti, ha ricordato la Zoggia con i vertici dell'Associazione Antica Fiera dei Mussi. Devo davvero ringraziare tutti coloro che non solo hanno lavorato ma si sono presi la responsabilità di questa organizzazione insieme con l'amministrazione comunale, in particolare l'Associazione Antica Fiera dei Mussi e il presidente Antonio Squezzato. E ricordiamoci che la Fiera dei Mussi è di tutti.
Finisce qui questa edizione di Focus TG, vi ricordo e vi rimando al TG Bassano e alle edizioni serali su Rete Veneta dedicate all'informazione per tutti gli ultimi aggiornamenti, gli sviluppi, in primo piano chiaramente la politica cittadina che riguarda Bassano del Grappa, con l'opposizione, la minoranza che chiede dimissioni immediate al sindaca Elena Pavan, dimissioni che dovrebbero accompagnare nella volontà delle minoranze dell'opposizione quelle del vice sindaco Roberto Marin. È tutto, vi dicevo, per questa edizione. L'appuntamento con Focus TG invece per domani, puntuali alle ore 12, con l'informazione del Veneto dal Veneto. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.